Nel cuore di Padova, dove un tempo si curava con occhi attenti, oggi si racconta la medicina. Non come somma di formule, ma come storia dell'essere umano. Il MUSME non è solo un museo, è un organismo. Vive, respira, insegna. Ogni stanza qui è un viaggio, ogni sezione un organo che racconta. Il cuore pulsa, il cervello connette, i polmoni respirano, non dati, ma emozioni. Vogliamo che chi entra senta il corpo non come un oggetto, ma come un sistema meraviglioso. Vogliamo che la conoscenza passi attraverso l'esperienza. La medicina non è nata nei laboratori, è nata tra le domande, è nata tra gli errori, tra le notti insonni. Chi curava, curava anche con la paura di non sapere abbastanza. Padova è stata laboratorio di coraggio. Qui si sezionava davanti a decine di studenti. Qui si spezzavano i tabù con un colpo di bisturi e di pensiero. La storia di questo museo nasce a metà degli anni 400. Una storia meravigliosa raccontata dal professor Vincenzo Milanesi. Siamo all'interno del primo ospedale della città di Padova, fondato all'inizio del 400, che diventa a metà del 500 la prima clinica medica della storia della medicina moderna, perché qui per la prima volta i medici che insegnano medicina all'università non si limitano a leggere i testi di Galeno e di Ippocrate, ma portano gli studenti a vedere i malati, al letto del malato, e studiano i casi clinici davanti a coloro che li esprimono, i malati. Professore, come faceva la conoscenza passare attraverso l'esperienza? La medicina moderna nasce quando a Padova si sviluppa l'anatomia, lo studio del corpo umano attraverso le dissezioni anatomiche, attraverso le autopsie, che consentono di vedere effettivamente, in modo esperienziale, come si direbbe oggi, come è fatto il corpo umano, come funziona il corpo umano. Gli antichi non avevano sviluppato una anatomia che nasca dalla conoscenza del corpo dell'uomo. Si limitavano alle scimmie e agli animali e su quello avevano costruito un'immagine di uomo che non era quella reale. È a Padova che a metà del Cinquecento Andrea Vesalio, che è un belga, viene a Padova e qui comincia a costruire una serie di immagini del corpo umano ricavate direttamente
dalla dissezione del corpo. Autopsia in greco significa esattamente andare a vedere con i propri occhi come è fatto il corpo umano. Per questi motivi il Museo di Storia della Medicina non poteva che nascere in questo edificio, in questo bellissimo palazzo che la provincia di Padova, che ne è proprietaria, ha messo a disposizione degli enti locali, comune, regione, università, azienda ospedaliera e azienda sanitaria locale, che tutti insieme hanno dato vita a questo straordinario museo. Qui, professore, si fonde il passato con il presente e con il futuro. Come? In questa sala abbiamo realizzato una sorta di teatro anatomico virtuale con le proiezioni mappate che oggi le tecnologie ci consentono di realizzare. Su questo manichino 8 metri riusciamo a proiettare tutti gli organi del corpo umano, gli apparati, quello scheletrico, quello muscolare, in modo da mostrare ai visitatori, agli studenti, come è fatto il corpo umano senza doverli costringere a partecipare ad una autopsia. Qui riusciamo a farlo in maniera virtuale, cioè proiettando gli organi interni del corpo umano e facendo vedere come è fatto il corpo umano. 4+2 sono le sale in questo museo. Cosa trova il nostro visitatore? Allora, nelle 4 sale centrali, questa è la numero 1, il visitatore trova come sono nate le risposte alle 4 grandi domande sulle quali si è strutturata la medicina moderna. La prima domanda è: come è fatto davvero il corpo umano? Qual è la struttura del corpo umano? Passiamo nella seconda sala, nella quale viene data risposta a come funziona il corpo umano. Vediamo qui un modellino di una stadera medica, si chiamava così, che era una specie di bilancia sulla quale veniva pesato il corpo umano prima della nutrizione e poi quanto pesava dopo la nutrizione. Comincia la fisiologia umana a studiare come gli organi interni del corpo trasformano i cibi, ciò che viene ingerito e come il corpo in generale funziona. Professore, la sala numero 3 cosa ci presenta? La sala numero 3 è dedicata all'anatomia patologica. Nel Settecento a Padova Giovanni Battista Morgagni intuisce il rapporto che c'è tra la malformazione anatomica e la malattia. Il malfunzionamento del corpo umano provoca le patologie e i cadaveri studiati da Morgagni evidenziano le malformazioni che sono all'origine delle malattie. Si abbandona la teoria degli umori di antica tradizione greca e poi anche araba, si va verso lo studio delle malattie provocate dal malfunzionamento di singoli organi o di sistemi o di apparati del corpo umano. Se l'anatomia patologica ci dice ciò che non funziona, come si può aggiustare ciò che non funziona? Ce lo spiega la sala numero 4. Sì, la medicina e la chirurgia intervengono per risolvere, per aggiustare, usando questa metafora, quello che non funziona nel corpo umano, che l'anatomopatologo ha evidenziato. Naturalmente ci sono 2 modi per intervenire, una maniera che è la chirurgia e una maniera che è la farmacologia. Si può curare tagliando, si può curare fornendo dei farmaci.
In Giappone non si può estrarre alcun organo dal corpo umano, ma non è così in Italia, in particolar modo qui a Padova, dove si detiene un primato unico al mondo, professore. La medicina occidentale ha sviluppato ormai da alcuni decenni una tecnologia per espiantare organi dal corpo umano quando purtroppo c'è un decesso e impiantarli in un altro corpo umano. Il trapianto d'organo cardiaco, il trapianto di cuore, è stato fatto in Italia per la prima volta 40 anni fa da Vincenzo Gallucci, dal chirurgo professor Vincenzo Gallucci, e da allora si è inaugurata una grande stagione di cardiochirurgia e di cardiochirurghi padovani che oggi sono tra i più affermati e importanti in Italia. Allora noi adesso andiamo a conoscere il professor Gino Gerosa, cardiochirurgo internazionale, di fama internazionale. È allievo della scuola di Vincenzo Gallucci che 40 anni fa ha fatto il primo trapianto ed è oggi molto impegnato sul fronte della costruzione di un cuore artificiale e ha fatto anche altre importanti operazioni, interventi chirurgici che hanno innovato tecniche nell'ambito della cardiochirurgia. Professor Gerosa, il cuore è fatto solo di emozioni, di carne o di quant'altro? Beh, se parliamo di un cuore artificiale, è fatto anche di materiali artificiali, quindi delle valvole artificiali, in questo caso dei ventricoli artificiali di poliuretano. A cosa serve un cuore artificiale? A mantenere in vita il nostro paziente fino a quando non sia disponibile un cuore per il trapianto. Questo è uno dei 2 cuori artificiali attualmente disponibili, questo si chiama CardioWest, è stato sviluppato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, molto semplice, che garantisce la sopravvivenza del paziente ma non un'adeguata qualità di vita. Perché? Perché è molto rumoroso, essendo pneumatico, quindi l'aria compressa viene pompata all'interno del cuore artificiale ed è estremamente rumoroso il compressore che il paziente porta con sé. Il cuore artificiale pneumatico è stato impiantato per la prima volta in Italia a Padova nel 2007 e devo dire che quel paziente è a tutt'oggi il paziente che ha vissuto più a lungo al mondo con un cuore artificiale, perché l'abbiamo trapiantato con un cuore umano 4 anni dopo, nel 2011. Nel 1985 Vincenzo Gallucci ha effettuato il primo trapianto di cuore, professore, ma poi a Padova, nel reparto di cardiochirurgia, ci sono state altre prime? Assolutamente sì. Gallucci ha eseguito nel 1985 il primo trapianto di cuore da un donatore in morte cerebrale e nel 2023, sempre a Padova, abbiamo eseguito il primo trapianto di cuore in Italia da un donatore in morte cardiaca. Seguito poi dal novembre del 2024 dal primo trapianto di cuore al mondo da un donatore a cuore fermo totalmente a cuore battente. Cosa vuol dire? Che dal momento del prelievo, del trasporto e dell'impianto quel cuore non è mai stato fermato. Professor Gerosa, quale sarà il futuro del trapianto? Allora, purtroppo non ci sono abbastanza cuori per dare una risposta terapeutica a tutti i pazienti in lista d'attesa per trapianto e allora dobbiamo trovare nuove soluzioni terapeutiche e la ricerca si sta indirizzando su 2 momenti: lo xenotrapianto, cioè la capacità di utilizzare cuori prelevati da animali geneticamente modificati, in questo caso il maiale, oppure la realizzazione di un cuore artificiale che riassume in sé alcune caratteristiche: molto piccolo, da poter essere utilizzato in tutti i soggetti, estremamente biocompatibile, silenzioso, in modo tale che possa essere inteso non come ponte al trapianto, ma come soluzione definitiva alternativa al trapianto stesso. In fin di conti la scienza non è altro che un atto d'amore, un tentativo antico e sempre nuovo di restituire ordine a ciò che ci sfugge: il corpo, il dolore, il tempo. E ogni volta che un visitatore apre una porta, quella domanda torna viva: chi siamo noi davvero?